Se il successo fosse una ricetta, quali sarebbero gli ingredienti per fare sì che una filanda di provincia si trasformi in 75 anni di attività in un'azienda da oltre 130 milioni di euro di fatturato? A svelarli è Alessio Cremonese, amministratore delegato di Manifattura Val Cismon, con sede a Fonzaso nel Feltrino, nota in tutto il mondo grazie ai marchi Sportful, Castelli e Carpos, icone nel settore dell'abbigliamento sportivo. Penso che gli ingredienti per una formula di successo siano 4. Il primo sicuramente è la passione. La passione è un ingrediente che su un ambiente come il nostro, dove si vive di passione, perché ricordiamo che i nostri sport sono popolati da gente che ha passione, sia uno degli elementi fondamentali. Un altro elemento, secondo me, per arrivare ad avere 75 anni è anche una forte etica professionale. Mio nonno ce l'aveva, mio papà me l'ha insegnata e noi cerchiamo di portarla avanti negli anni. Poi aggiungiamo un po' di audacia e, perché no, anche un po' di fortuna, perché a volte serve anche quella nell'ambito del business. Qual è l'apporto della tecnologia nel vostro settore, sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista dei tessuti? Lavorando in un ambiente molto tecnico, in un settore dove la tecnicità è importantissima, l'apporto della tecnologia logicamente è veramente molto importante. Noi collaboriamo col Politecnico di Milano, collaboriamo con l'Università di Trondheim per l'aerodinamica dei nostri campi di ciclismo e oltre a questo utilizziamo molti tessuti che vengono sviluppati insieme ai nostri fornitori. Questo perché? Perché assieme riusciamo a capire per cosa servono quei tessuti, che caratteristiche tecniche devono avere e assieme con i nostri fornitori li sviluppiamo per poi trovarci sul capo i tessuti più performanti per fare quello per cui lo stesso capo è adibito. Sicuramente la tecnologia in questi ultimi anni ha avuto dei passi a gigante grazie allo sviluppo di prodotti, abbiamo inserito le nanotecnologie, abbiamo capito come si comportano certi materiali a livello di aerodinamica come flusso dell'aria e poi noi in base alle nostre sapienti prototipiste li abbiamo messi assieme per avere il massimo comfort e la massima prestazione. L'artigianalità ereditata dai bisnonni Irma e Olindo oggi dove sopravvive in Manifattura Val Cismon? Si trova sul nome, Manifattura Val Cismon. Manifattura significa fatto con le mani, fatto dall'uomo e noi infatti cerchiamo nell'ambito del nostro lavoro di preservare proprio la persona. Cerchiamo di andare incontro ai nostri dipendenti tramite azioni di welfare, cercando di conciliare il rapporto lavoro-casa, perché capiamo che effettivamente la manualità, l'uomo in questo tipo di settore incide tantissimo. Se pensiamo, io a volte ho delle persone che mi chiedono puoi farmi una maglia per domani, poi gli faccio vedere il ciclo produttivo dove c'è una persona che taglia il tessuto, una persona che stampa la carta, una persona che cuce, attacca un bottone e dopo questo giro all'interno della nostra azienda tutti capiscono che ogni capo è fatto da un uomo e allora quelle domande non me le fanno più. Ora le faccio una domanda come presidente della sezione tessile di Confindustria Belluno. Quanto soffre il settore, la concorrenza estera e come la si affronta? Ci sono stati anni bui per il settore tessile e ancora oggi stiamo vivendo dei momenti di difficoltà. Sicuramente la delocalizzazione che c'è stata verso l'est, alla ricerca verso l'est e verso l'Asia, alla ricerca di prezzi concorrenziali, ha messo in grossa difficoltà i nostri produttori di tessuto. La tecnologia e la capacità dei nostri imprenditori di continuare a inserire nuovi prodotti e nuova tecnologia ha fatto sì che tanti sono riusciti a salvarsi e adesso stanno rivivendo un po' una seconda giovinezza perché ahimè anche il Covid ha fatto capire che è facile produrre dall'altra parte del mondo, ma quando le dogane e i confini sono chiusi diventa un problema. Infatti so che tanti produttori hanno avuto degli aumenti nell'ultimo periodo di quantitativi proprio per una specie di reshoring dei materiali tessili. Se ora avessi di fronte un ventenne con la voglia di fare impresa, che consigli gli darebbe e soprattutto secondo lei che l'ha vissuto? Oggi è più difficile fare impresa rispetto a quanto lo fosse
fosse negli anni dei suoi bisnonni, dei suoi genitori? Allora parto dall'ultima domanda, se era più facile. Credo fosse diverso. Nell'immediato dopoguerra, quando è iniziato mio nonno nel 1946, le cose mancavano, quindi bisognava trovare dei prodotti che servissero al consumatore, quindi c'era una forte richiesta da parte del mercato di capi di abbigliamento. Quando è entrato mio papà a fine anni 60 c'era una richiesta di capi per lo svago, per l'abbigliamento, perché si cominciava a volersi bene, si cominciava a voler stare all'aria aperta e a fare qualcos'altro oltre al lavoro. Siamo entrati noi, abbiamo cercato di creare degli oggetti, dei capi altamente performanti che si differenziassero dagli altri, perché ormai, ahimè, la gente aveva quasi tutto, quindi dovevi differenziarti dai tuoi concorrenti per dare un senso all'acquisto da parte del consumatore. Credo però che se noi andiamo a modificare quello che è stato fatto nelle varie generazioni, saremo comunque fuori tempo in una o nell'altra, quindi bisogna prendere il tempo giusto e creare i prodotti giusti per quel tempo. Per quanto riguarda i giovani, io non sono uno che dispensa tanti consigli, però credo che la passione e l'impegno siano la ricetta fondamentale, come dicevo prima, per poter creare e fare impresa. Credo che sia importante anche non fermarsi al primo problema, credo che prendere qualche porta in faccia serva, ma non bisogna mai abbattersi, bisogna cercare di portare avanti il piano A finché proprio non hai alcuna speranza e allora, ahimè, in quel momento devi anche andare al piano B. Però dico, portate avanti con determinazione il piano A. Io porto sempre un esempio di un mio grande amico campione olimpico e campione del mondo che un giorno mi disse: sai che io ho perso tantissime più gare di quelle che ho vinto, però ho vinto quelle giuste e alla fine si ricordano di me. E questo vale anche nell'imprenditoria. Prendi tante delusioni, però quella volta che ce la fai hai una grande soddisfazione e crei un'azienda. Grazie molte Alessio Cremonese, amministratore delegato di Manifattura Valcismona. A presto.